Questo è un master in logistica della sicurezza e dell'emergenza che stiamo sviluppando noi a contatto con i vari territori. E il nostro obiettivo fondamentale è quello di portare la cultura della protezione civile, ma soprattutto la progettualità che riguarda la stesura e la composizione, ma anche la capacità di interpretare i piani di protezione civile comunali negli ambiti proprio territoriali fino chiaramente a quelli che sono gli ultimi utilizzatori. Per cui il master alla fine creerà la professione del disaster manager, che è una professione emergente ma che comunque dà un ampio spettro di conoscenze nell'ambito della protezione civile, ma soprattutto è in grado di sostenere i sindaci allorquando poi accadono delle emergenze che richiedono un intervento diretto di protezione civile. È una opportunità per la nostra terra avere accolto il Centro Alti Studi per la Difesa, in cui convergono le varie forze armate. Il fatto di poter alla fine del master avere il piano di protezione civile, cosa che i comuni a volte non hanno o comunque arrancano nel poter espletare il piano, e io credo che anche questa sia una opportunità. La cosa che va sottolineata è che oggi in questa affollata biblioteca comunale di Montevago ci sono gli addetti ai lavori, quindi architetti, ingegneri, uffici tecnici e tutti coloro, dalla protezione civile ai volontari, alla Marina piuttosto che ai carabinieri, che quando arrivano e quando si presentano delle calamità sono in prima linea a salvaguardare la tutela dei cittadini e il bene del territorio. Master di secondo livello, quindi sapete che è il livello massimo dei corsi di specializzazione post laurea, quindi è importantissimo anche perché darà una formazione tecnico-scientifica che difficilmente trova riscontro nella formazione base universitaria. Abitualmente noi riscontriamo figure magari ingegneri, architetti, geologi, così, però una formazione propria dei corsi standards di questa disciplina universitaria. La protezione civile è un pianeta a sé stante che ha bisogno di approfondimento e ha bisogno sicuramente di nuovi momenti formativi. Questo master, che è prezioso, va a colmare le lacune appunto che magari ci sono nella formazione standard di queste professionalità. Oggi più che mai diciamo che il ruolo dei comuni nella gestione delle emergenze e anche nella prevenzione in tema di protezione civile è preminente, diciamo un ruolo fondamentale questo, quello di arricchire le conoscenze e tutti gli strumenti in mano ai sindaci e alle proprie strutture di protezione civile per dare adeguata risposta in caso di eventi calamitosi che si verificano nei territori. Ma ancor più fondamentale è la prevenzione e la cultura della conoscenza della sicurezza per il proprio territorio da rivolgere alla cittadinanza. Poter approfondire adeguatamente tutte le tematiche che riguardano anche l'esplicitazione di un piano di protezione civile che possa essere realmente attuabile in caso di emergenza è fondamentale proprio per avere la risposta a questi eventi calamitosi che oggi più che mai si verificano molto frequentemente. Poter approfondire adeguatamente tutte le tematiche che riguardano anche l'esplicitazione di un piano di protezione civile che possa essere realmente attuabile in caso di emergenza è fondamentale proprio per avere la risposta a questi eventi calamitosi che oggi più che mai si verificano molto frequentemente.